No, andate a farvi un giro all'interno del percorso che è stato studiato da Giancarlo Marinelli, che è una mente un po' particolare, direttore di teatro, regista, autore di testi, e ci dà sempre una mano per costruire uno stand che sia anche stimolante dal punto di vista, come dire, delle domande che ci facciamo. Bene, allora ribadisco il mio benvenuto allo stand di Regione Veneto. Adesso abbiamo questo intervento che abbiamo deciso di proporre qui, dopo delle chiacchierate che ci siamo fatti nei mesi scorsi, con Pearson in particolare. Non so se conoscete cos'è Pearson, Mari ve lo dirà lei fra poco, ma diciamo che è un soggetto importante nel settore dell'education e che sta, diciamo così, sviluppando una serie di temi secondo noi interessantissimi con dei partner altrettanto interessanti. E c'era questo tema che ci attizzava davvero tanto, ci abbiamo un po' pensato a come costruire il titolo, il futuro è già qui, anzi il futuro è una domanda, è già qui è la risposta, ma questo magari lo sapete pure voi. Il tema è la fibra di carbonio e la sua tecnologia, le prestazioni che riesce a sviluppare. Adesso io non so quanti di voi siano appassionati di moto, auto, velocità. Alzi la mano chi è appassionato di moto, auto. Pochi, Maria Santa. Biciclette, biliardo, dama, non so, stiamo downgradando in maniera devastante. E no, stavo dicendo, sapete che questo settore, quello appunto automotive, ma non solo, è stato travolto dalla rivoluzione del carbonio, ma non solo, ci sono molti altri settori che stanno avvicinandosi in maniera velocissima all'utilizzo del carbonio per la fibra di carbonio per le sue prestazioni, perché è un mondo che sta andando verso i materiali compositi e sta attraversando tantissimi settori, non solo questo dell'automotive, il settore dell'edilizia, eccetera. Tra poco forse arriveranno buoni ultimi i vostri colleghi del Cosmo, no? Sono questi. Ragazzi, qua ci sono tre alle cose dogoti. E venite. No, venite. No, non è una domanda. Venite. Sì, ci sono tre. Poi ci sono anche i divanetti. Ok, bene, togli per piacere, dopo faccio io. Quindi questo è un po' il tema e quindi oggi lo sviluppiamo insieme a voi. Buon momento, spero sia interessante per voi. Grazie davvero per la collaborazione. Bene, grazie. A voi. Grazie mille, benvenuti, grazie per la vostra presenza qui oggi. Io sarò brevissima, in realtà il mio ruolo è solo quello di salutarvi. Io sono di Pearson Italia, che è una casa editrice di scolastica, probabilmente avrete avuto, quando avete fatto le scuole superiori, qualcuno dei nostri libri Paravia, Bruno Mondadori, Longman, probabilmente li avete avuti, e facciamo anche formazione per i docenti e nel nostro lavoro, diciamo, a contatto con le scuole, in rapporto con voi, con i bisogni della scuola, ci siamo resi conto che c'è un bisogno formativo che come dire, ha bisogno di essere colmato con un gap che ha bisogno di essere colmato tra ciò che i percorsi formativi tradizionali offrono e ciò che il mondo del lavoro richiede. Quindi ci siamo, come dire, dedicati a un progetto che abbiamo chiamato My Future, dedicato allo sviluppo delle competenze del futuro. E in questo ambito abbiamo cominciato a lavorare con dei partner come Experis Academy del gruppo Manpower, che fa formazione professionalizzante soprattutto nell'ambito delle tecnologie legate a Industria 4.0. Ed è così che abbiamo dato vita, per esempio, a questo patentino per la lavorazione dei materiali compositi in fibra di carbonio, che è l'occasione per cui siamo qui oggi. Lascio tranquillamente subito la parola a Rosita e Nicoletta che ci raccontano un po' qual è il contesto produttivo del mondo economico per le applicazioni del carbonio e un po' di informazioni su questa tecnologia e le sue caratteristiche. Salve a tutti,
Mi chiamo Rosita Pisacane e sono Training Manager in Experis Academy e tra un po' vi racconto un po' meglio che cosa facciamo e perché accompagniamo noi in questo caso, in questo progetto Pearson. Parto con una domanda: qualcuno il nome Experis, insomma, lo avete già mai sentito? È un qualcosa che riuscite a associare ad un contesto particolare? Lo avete visto magari, avete mai visto magari il logo su qualche monoposto di Formula 1? Ci farete caso, ci farete caso. Allora, mi dispiace chiedere di fare questo compito ingrato, di andare avanti. Grazie. Allora, molti di voi magari conoscono già che cos'è un laminato in fibra di carbonio, di che cosa stiamo parlando quando si parla di fibra di carbonio. Siamo all'interno di un ambito che apparentemente potremmo considerare di nicchia. In realtà vorremmo mostrarvi proprio attraverso quello che è il nostro lavoro quotidiano, sia in termini di formazione ma in termini di opportunità anche di inserimento, che quello dei materiali compositi e del carbonio non è affatto una nicchia, ma è un qualcosa, è un settore che è veramente delle grandissime opportunità. Considerate appunto che tutte le scocche delle monoposto di Formula 1, i veicoli racing da competizione sono fatti appunto in fibra di carbonio. Moltissima della componentistica automotive è fatta in materiali compositi, ma sono fatti in materiale composito anche tutte quelle, diciamo, componenti del comparto aerospace, aeronautico, nautico, gli scafi delle imbarcazioni, da quelle racing a quelle, diciamo, normali più da diporto, ma anche tutta una serie di oggetti dello sport system, quindi racchette da tennis, sci, occhiali da sole fatti in fibra di carbonio e quant'altro. Questo perché? Perché il materiale composito, il carbonio, è un materiale estremamente leggero, estremamente resistente, duraturo, e quindi riesce in qualche modo a garantire delle altissime prestazioni. Quindi già capiamo che chi lavora il materiale composito è una tipologia di azienda che si va a collocare in una parte del mercato molto alta, perché ovviamente deve garantire delle alte prestazioni. Gentilmente andiamo avanti. Chi siamo noi come Experis? Experis è la divisione tecnologica di una multinazionale molto importante che sicuramente conoscete, che è Manpower Group. Siamo specializzati nelle aree tecnologiche più avanzate dell'IT, dell'ingegneria legata all'industria 4.0. E Academy è la divisione formazione che in questo caso ha lavorato insieme a Pearson al progetto che vi presentiamo più tardi. Ma attenzione, non siamo una scuola di formazione, non formiamo le persone tanto per formarle, le formiamo con l'obiettivo di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. Quindi anche l'idea di un progetto ampio sul mondo dei compositi dovete vederlo sempre anche in questa direzione. Come Academy appunto siamo la divisione formazione del gruppo. Abbiamo delle sedi molto, molto interessanti di cui tra un poco vi faccio un overview. Gestiamo un numero importante di studenti ogni anno, molti studenti in uscita provengono proprio dagli ITS. Abbiamo un placement importante. Placement vuol dire che chi lavora con noi da un punto di vista formativo può ricevere delle importanti opportunità di carriera da questo punto di vista, e nel tempo ci siamo specializzati nella lavorazione, nella formazione sui materiali compositi, sia a un livello ingegneristico, sia a un livello proprio di manualità, quindi di lavorazione dei materiali del composito. E questo ci ha permesso nel tempo di stringere delle importanti partnership con aziende come Ferrari, di cui Experis è HR partner di Scuderia Ferrari, quindi della gestione sportiva, di un'azienda come Dallara, che ha messo il suo bollino sulla nostra, ha certificato in qualche modo la nostra formazione, fino ad andare a Lamborghini, Aprilia, soltanto se rimaniamo nell'ambito motorsport. Poi ovviamente le partnership sono sicuramente ampissime.
Se andiamo avanti vi faccio vedere come nel tempo abbiamo realizzato un vero e proprio laboratorio. Questo laboratorio si chiama SILAB, Laboratorio Compositi. Ha sede nel cuore della Val di Taro, in provincia di Parma. Per chi non lo conoscesse, è a 2 passi, a pochi chilometri di distanza da Varano dei Melegari, dove ha sede dall'ARA. Cosa abbiamo fatto nel nostro SILAB? Premesso che la formazione teorica è fondamentale ed è parte integrante dei nostri percorsi, perché è importante il SILAB? Perché nel SILAB andiamo a replicare e a simulare quello che avviene in fabbrica. Parliamo di stabilimenti ovviamente che hanno normalmente non è che si associano all'immagine tipica della fabbrica, ma ad ogni modo andiamo a simulare quello che è il processo di lavorazione dei materiali compositi. Quindi i nostri studenti lavorano su dei banchi di lavoro, operano in termini di laminazione, di finitura, è presente un'autoclave dove poter ovviamente terminare il manufatto e quant'altro. Quindi per farvi capire che la formazione che stiamo portando nelle scuole insieme a Pearson ha anche questo occhio ovviamente rispetto alla manualità e alle potenzialità di questo settore. Andiamo avanti per favore. In questo caso adesso vi lascio il microfono alla mia collega Nicoletta, che in quanto sales consultant di Experis vi può dare un po' un affondo rispetto a quelle che sono le caratteristiche lato vostro, quindi attenzione perché è quello su cui potete lavorare voi per andarvi a inserire in questo settore. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Oggi si parla tanto di quarta rivoluzione industriale, caratterizzata da un livello di pervasività delle tecnologie molto elevato, in grado proprio di interconnettere macchine, oggetti, producendo e utilizzando dati e informazioni. Ed è proprio nell'ambito di questa discussione che è cresciuto l'interesse sugli effetti che le nuove tecnologie digitali potranno produrre sul mercato del lavoro. Quindi sono sorti degli interrogativi, ci siamo posti delle domande, ma quale sarà l'impatto appunto delle tecnologie sull'occupazione? Quali saranno le professioni che rischieranno di essere sostituite e quali invece emergeranno, nasceranno? Come le competenze all'interno dei profili professionali si modificheranno? E quindi come gli istituti formativi a vari livelli devono rispondere a questi cambiamenti. È indubbio che le innovazioni tecnologiche, comunemente evocate come Industria 4.0, produrranno degli effetti. Da una parte si registrerà la scomparsa di alcune mansioni, mettendo a rischio anche una fetta non trascurabile di posti di lavoro. Soprattutto mi riferisco a tutte quelle mansioni rutinarie, ripetitive, fortemente alienanti per l'uomo. Dall'altro invece nasceranno nuove professioni. Sono state condotte numerose indagini per capire quali sono allora le nuove professioni vicine al paradigma 4.0 e ovviamente rientrano tutte quelle professioni dove le skill digitali, le competenze digitali sono preponderanti. Quindi per farvi qualche esempio, gli ingegneri di cyber security, big data, oppure ingegneri robotici, dell'intelligenza artificiale, di machine learning, di coding, o se parliamo magari della sfera operativa, tutti i programmatori di cobot. Ma la cosa veramente straordinaria è che tra le professioni più vicine al paradigma 4.0 rientra una categoria che non si distingue per le competenze digitali, ma si distingue per altre competenze, che sono la creatività, la capacità di visualizzazione e l'originalità.
e all'interno di questa categoria possiamo ascrivere gli operatori del materiale composito in fibra di carbonio. Quindi una professione che io definisco quasi artistica, cioè il lavoro del laminatore o del finitore fonda proprio il suo significato autentico, la sua propria ricerca estetica nell'artigianalità e nella manualità e quindi nella creatività delle persone. La cosa incredibile è che proprio la manualità, l'artigianalità e l'innovazione di un materiale come quello della fibra di carbonio riescono a proprio risplendere nella bellezza di questi manufatti in carbonio che, come diceva Rosita, trovano molteplici applicazioni in diversi settori, dal motorsport al nautico, il biomedicale, eccetera. Quindi la cosa veramente interessante è che in questo lavoro praticamente si esprime un concetto molto interessante che nell'antica Grecia aveva un nome, che è tecne. Cioè praticamente i greci per designare l'arte e l'artigianato utilizzavano un'unica parola, che era tecne, proprio ad evidenziare l'interconnessione, la connessione profonda che c'è tra arte e artigianato. E gli operatori dei materiali compositi sono questo. E ve lo dico perché noi formiamo, come diceva Rosita, centinaia e centinaia di ragazzi. E quando io mi trovo a confrontarmi con loro che già sono entrati a far parte di organizzazioni aziendali e quindi già esercitano questa professione, chiedo se effettivamente loro siano stati spinti da una passione per un settore particolare, il nautico, il motorsport, il biomedicale, e loro mi rispondono che in realtà ciò che li ha fatti innamorare di questo mestiere non è tanto il settore, quanto il processo, il fatto di poter creare dal nulla qualcosa. E questo è l'elemento veramente distintivo di questo mestiere. Nell'era della digitalizzazione, dell'automazione, saremo circondati da macchine, però c'è una differenza sicuramente ben sostanziale tra quello che può fare una macchina e quello che può fare l'uomo. La macchina sicuramente è in grado di dare delle risposte, ma non è capace di porsi delle domande. E per fare un lavoro come questo bisogna avere un approccio analitico, bisogna porsi le giuste domande, proprio perché richiede il sapere delle mani e richiede anche delle competenze che sono fortemente legate a quello che è il mondo della tecnologia e dell'innovazione. Quindi chi decide di intraprendere questo percorso nell'ambito dei materiali compositi si innamora del processo, delle fasi che portano poi alla realizzazione di quel componente, fino alla sua rifinitura estetica, che poi, come dicevo, trova applicazione nei diversi settori. È importante innamorarsi del proprio mestiere. Voi siete qui in questo momento perché siete alla ricerca di strumenti di orientamento, siete alla ricerca di informazioni che vi consentano di operare una scelta consapevole per il vostro futuro. Ma in verità, ragazzi, e ve lo dico con molta franchezza e con molta sincerità, voi non dovete cercare fuori quello che invece già avete dentro. Quindi la cosa che tengo a sottolineare è proprio questa, di guardare più dentro e scegliere in base a quello che veramente vi appassiona e veramente vi piace. Se volete entrare nel mondo dei compositi, significa questo, significa cercare di vibrare e provare piacere nel fare quello che state facendo, perché quando fate qualcosa con le mani, perché questo è un lavoro che si fa con le mani e con la testa ovviamente, entrate nello stato di flusso e entrate in una dimensione tale in cui provate piacere ed entusiasmo in quello che fate, ed è quello che secondo me voi dovete esplorare e ricercare. Vi chiederete ma quali sono i requisiti
per poter scegliere questa professione. Anche perché, parliamoci chiaro ragazzi, la scelta della propria professione è importante. Noi trascorriamo tutta la nostra vita al lavoro, se ci pensate. 8 ore al giorno, una media di 168 ore mensili, moltiplicate per 40 anni. Quindi sostanzialmente voi barattate il vostro tempo, che non è una risorsa rinnovabile. Ecco perché è importante scegliere consapevolmente il vostro mestiere. Detto ciò, vi dicevo che cosa bisogna avere per poter entrare in questo mondo. Allora, anzitutto una predisposizione per i lavori manuali, per tutti i lavori di precisione e di attenzione. Io non so se voi avete magari una passione, nel tempo libero smanettate un po' con le mani, vi è mai capitato di fare qualcosa? Sì? Ecco, qualcuno di voi mi può raccontare quali sono le emozioni che provate quando fate quella cosa? Vieni tu. Posso Sì, passare sì, una mascherina? Per esempio, sono un appassionato di auto da parecchio tempo e lavoro spesso sulla mia auto. E le emozioni che provo durante la manodopera che faccio sulla mia auto sono soddisfazione e proprio è metterci la mia mano e la fa rendere mia. È una cosa che la fa rendere mia, non è facile da spiegare. Io credo che i tuoi occhi, insomma, fossero abbastanza eloquenti. Io capisco quello che tu mi hai detto, anche se è difficile da spiegare, perché quando tu fai qualcosa con le mani, in quel manufatto, in quell'oggetto, lasci traccia di te stesso, perché ci metti l'anima in quella cosa che fai. Quindi, a prescindere dal fatto che quel componente verrà inserito in una barca a vela ad alte prestazioni, ad un'auto ad alte prestazioni o per una stampella, se pensiamo anche al settore biomedicale, la cosa veramente affascinante è che quel pezzo reca una parte di voi, una traccia direi quasi animica della persona. E quindi diciamo che se avete questa predisposizione, sicuramente il mondo dei compositi potrebbe essere una possibilità da percorrere e da calpestare. Perché ragazzi, è importante che quello che fate infonda in voi entusiasmo. Cioè, la parola entusiasmo è una parola bellissima. Sapete cosa significa la parola entusiasmo? Qualcuno lo sa? Lei non lo sa. Cioè, deriva dal greco enteos, essere in Dio. Quindi nel momento in cui facciamo qualcosa con entusiasmo, in qualche modo si accende in noi quella scintilla divina che è dentro di noi. È quello che ha fatto brillare gli occhi a, come ti chiami? A Gabriel. Esattamente questo. Quindi questo mestiere, cari ragazzi, non è per tutti e si può fare soltanto veramente se si è innamorati. Ovviamente ci sono delle competenze un po' più tecniche, come vi dicevo, le abilità manuali, la capacità di attenzione, un approccio accurato e diligente nel fare le cose, la voglia di lavorare indubbiamente nel contesto di un gruppo, perché il lavoro di un operatore dei materiali compositi non è un lavoro solitario, è un lavoro che si fa insieme agli altri, in un processo dialogico con gli altri, scambiando idee, punti di vista, prospettive, perché soltanto così ovviamente si cresce e si raggiunge l'obiettivo. E altra cosa molto importante, se volete intraprendere ovviamente questa strada, è avere proprio un'apertura mentale all'apprendimento. Stiamo parlando di un materiale che è in continua evoluzione, quindi non deve mai mancare ovviamente la curiosità rispetto a tutto quello che è il mondo della ricerca rispetto a questo materiale. Ora, detto ciò, chiudo, perché forse mi sono anche un po' troppo dilungata, e vi dico che
e vi confermo per esperienza, perché insomma per mestiere io ogni giorno dialogo con molte aziende, quindi vi posso confermare che questa figura professionale è una figura estremamente richiesta dal mercato del lavoro. Addirittura io non ho seguito più le slide, fa niente. Io in questo periodo in particolare stiamo registrando proprio un incremento della richiesta del materiale composito, soprattutto il settore aerospace e della difesa in questo momento, che hanno un po' di ordini arretrati, hanno richiesto tantissimo materiale e quindi questo corrisponde anche a occupazione. Il settore automotive, che è un settore che sicuramente ha subito un duro colpo, però sarà quello in cui continuerà il materiale composito a sopravvivere anche in una maniera preminente, perché come ben sapete il futuro è nell'elettrificazione. Quindi nel 2030 si stimano praticamente circa 125 milioni di veicoli elettrici che verranno prodotti, e questo significa richiesta di materiale e quindi richiesta di figure professionali che ovviamente devono prima essere formate per approdare nel mondo del lavoro, perché mi rendo conto che le scuole, gli ITS, forse tranne quelli proprio specialistici, non hanno ancora approfondito questa tematica, quindi sarebbe molto interessante poterla includere nei percorsi in modo tale da raggiungere poi il mercato con una maggiore consapevolezza. Quindi una volta che si fa una formazione, diciamo ad esempio all'interno degli ITS, si può pensare di cominciare a sporcarsi le mani, ad esempio nei nostri laboratori di Fornovo, dove esercitiamo proprio la mano, dove facciamo addestramento pratico, come diceva Rosita. Quindi voi sostanzialmente avrete i vostri banchi, avete i vostri strumenti e avete la possibilità di, prima ancora di entrare in azienda, sapere cosa significa laminare o rifinire una scocca o uno specchietto, un componente in carbonio, proprio per arrivare sicuramente molto più preparati e pronti ad affrontare le sfide tecnologiche di questo materiale. Grazie. Grazie Nico. Vi faccio una domanda. Quando parliamo di fibra di carbonio, così, distinto, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Cosa? La macchina. Che macchina? La Sesto Elemento, Lamborghini, ok. Poi, oltre al motorsport, vi viene in mente automotive, vi viene in mente qualcos'altro? Le bici, moto da corsa. Le canne da pesca, sono già sul pezzo, non posso. Vado un attimino avanti perché ve li faccio vedere un po' più da vicino quali sono questi settori. Vai ancora, per favore. Qui abbiamo un pochino saltato. Vai ancora? Ok, no. Dietro. Ok. Allora, sicuramente automotive e motorsport rappresentano un settore preponderante, no? Dove si fa un massiccio uso ovviamente di materiali compositi e di fibre di carbonio. Ovviamente parliamo prevalentemente di un'area che possiamo circoscrivere alla famosa Motor Valley, da cui ovviamente un po' per evidenti ragioni nasce anche la nostra realtà, la ragione per cui è proprio a Fornovo, ovvero qui dove c'è la Dallara, che si trova il nostro laboratorio. Considerate che il 25% dell'export dell'automotive viene tutto sostanzialmente da questa regione, dall'Emilia Romagna. Quindi Ferrari, Lamborghini, Dallara, Ducati, Aprilia, Nico e ce ne sono una marea, ok. Quindi è chiaro che d'impatto, soprattutto alla vostra età, probabilmente il grosso possa venire da lì. Andiamo avanti. Ma non c'è solo quello, non c'è soltanto il motorsport, non c'è soltanto l'automotive, anche se probabilmente, ripeto, è quella parte più grintosa a cui ci viene in mente istintivamente.
Una parte importante però, un settore di riferimento importante è sicuramente quello dell'aeronautica e dell'aerospace. Pensiamo soltanto al fatto che tantissima della componentistica ovviamente in questi settori è fatta in materiale composito per poter garantire delle prestazioni elevatissime e gli investimenti da questo punto di vista sono estremamente elevati. Io voglio andare un po' avanti velocemente su questa cosa perché poi mi farebbe piacere farvi capire un po' più nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. Quindi vedete che qui parliamo soprattutto vi ho fatto una menzione di quelle che sono alcune tra le principali aziende che in tutta Italia lavorano in questo settore e che sono alla ricerca in modo molto evidente di profili tecnico specializzati da questo punto di vista. Andiamo avanti. Vi è sicuramente anche il settore, diciamo, l'area chiamata Carbon Valley nel distretto marchigiano e nel distretto umbro, che sicuramente si fa rispettare da questo punto di vista. Andiamo avanti. Il settore nautico. Non a caso ho inserito la foto di Luna Rossa. Luna Rossa è nostro partner, anzi più che Luna Rossa, Persico Marine, che è l'azienda che realizza di fatto l'imbarcazione Luna Rossa, è un'azienda partner con cui collaboriamo da tanti anni e molti degli operatori in carbonio che noi abbiamo formato nel tempo sono andati a lavorare in questa azienda. Quindi immaginate anche la soddisfazione di vedere un'imbarcazione dove di fatto ognuno ci ha messo anche un pochino le proprie mani. Ma non esiste solo Persico, esiste la Ferretti, esiste l'Asimont e quant'altro. Guardate soltanto il fatturato di Persico quanto è importante. Allora, benissimo la slide successiva perché fa un focus sulla regione Veneto. Questo è particolarmente importante. Prima parlavate di biciclette, di telai di biciclette, di racchette da tennis, di canne da pesca. Ecco, molto dello sport system incredibilmente viene proprio da questa regione. Probabilmente questi nomi di aziende citati vi dicono qualcosa, per qualcun altro no, però invece dovete sapere che proprio in questo territorio ci sono delle grandissime opportunità da questo punto di vista. Quindi quando parliamo di composito non parliamo esclusivamente del musetto o dell'ala di una monoposto di Formula 1, ma parliamo anche di oggetti che probabilmente vedete e vivete tutti i giorni. Quindi dal telaio di una bici a dagli occhiali da sole in fibra di carbonio, sono tutti materiali assolutamente artigianali. Non possono essere fatti in serie, la ragione per cui costano così tanto, la ragione per cui è importante sapere e conoscere il materiale, perché è un materiale così costoso e così pregiato che non ci si può permettere di rovinarlo, non ci si può permettere di sprecarlo in laboratorio, bisogna conoscere esattamente qual è la resa di quel materiale, prima ancora di poterla iniziare a lavorare. Andiamo avanti. Anche il biomedicale ha una sua fetta di mercato importante. Pensate soltanto alle sedie a rotelle oppure alle protesi, a che tipo di resistenza e che tipo di prestazione è necessario che diano e che tipo di supporto, ovviamente. Ancora? Allora, scusatemi, sono andata un po' veloce su questo perché magari se ci sono anche le domande delle curiosità vorrei rispondere su quello. Allora, Experis Academy ha una sua struttura per cui ogni anno noi riceviamo informazioni e centinaia di ragazzi. Vengono da noi, li formiamo per varie settimane all'interno dei nostri laboratori, formazione intensiva di teoria, formazione di pratica in laboratorio e poi Nicoletta e il suo team si occupano del pezzetto finale, fare in modo che queste competenze sviluppate in Experis Academy non vadano ovviamente sprecate, ma vadano all'interno di quelle aziende che chiedono questi profili e che sono disposti a pagarli molto bene. Io lo dico, ma ci sono laminatori che al primo stipendio, alla prima esperienza di lavoro, beati loro, arrivano a guadagnare più di 2.000 euro, alla primissima esperienza di lavoro, fino ad avere degli avanzamenti di carriera molto importanti. Perché quando parliamo di composito non parliamo semplicemente dell'operaio che è un vero artigiano del composito, ma parliamo anche di operai specializzati, direttori di linea, direttori di stabilimento, quindi può esserci una crescita importante. Questo per dirvi che cosa?
che non era sufficiente fare soltanto quello che noi facciamo a Fornovo. Volevamo fare un passo in più, volevamo portare il tema dei materiali compositi all'interno delle scuole. Come farlo? Lo abbiamo fatto con Pearson. Nella slide successiva vedete quello che è il programma del primo patentino per operatore specializzato nella lavorazione del materiale composito. Allora, ad oggi non esiste nessuna scuola di specializzazione che prepara a questo mestiere se non Experis Academy, per il suo link proprio con il mercato. Il patentino nasce insieme a Pearson proprio con l'obiettivo di andare oltre, portarlo dentro le scuole attraverso una formazione che possa essere fruita online, da remoto, con le stesse, portando praticamente in aula virtuale sostanzialmente gli stessi tecnici che tutti i giorni lavorano sostanzialmente con noi. Il percorso si articola in due fasi. C'è un percorso base, quindi un percorso che consta di 35 ore e che possono essere usufruite appunto online o on demand. Sono contenuti molto specifici, ovviamente, molto verticali. Ed è un percorso che noi abbiamo definito Plus. Vuol dire che oltre al percorso base è possibile vivere un'esperienza dal vivo a Fornovo di Taro, all'interno del SILAB, insieme anche al partner dall'ARA, quindi vedere da vicino quello che si è appreso nella parte di teoria e provare a metterlo in pratica, quindi sporcarsi le mani sui banchi di lavoro. Quelli che vedete nella colonna di destra sono tutti i contenuti che noi trasferiremo all'interno del percorso, che sono esattamente gli stessi identici temi che noi portiamo in aula ogni giorno sui nostri studenti in Experis Academy a Fornovo. Quindi parliamo della teoria dei materiali, perché bisogna sapere di che cosa stiamo parlando, bisogna conoscere i materiali per poterli lavorare. Parliamo di disegno tecnico meccanico, quindi anche qui attraverso i playbook che vengono forniti dalle aziende andiamo a capire come si assembla, come si costruisce, come nasce da zero un manufatto. Andiamo a vedere nel dettaglio qual è il processo di laminazione, quindi in che cosa consiste quel processo che prevede di mettere strato su strato tutti i vari strati appunto di carbonio fino ad avere il nostro tessuto, il nostro manufatto terminato. Il processo di finitura, ovvero quel processo che consente di rifinire il pezzo in carbonio e fare in modo che dal pezzo grezzo arrivi ad essere quel famoso musetto bellissimo, levigato, aerodinamicamente perfetto che magari va a costituire appunto il pezzo di una monoposto di Formula 1. E ovviamente tutte quelle che sono le tecnologie di produzione. Il focus non è soltanto automotive, non è soltanto motorsport, ma il focus è proprio i materiali compositi e come in particolare la fibra di carbonio, che è un materiale, uno dei tanti compositi, può essere utilizzato all'interno dei settori di riferimento che vi ho mostrato, con delle risvolti molto pratici e molto evidenti. Quello che vogliamo fare è facilitare la consapevolezza che servono specializzazioni da questo punto di vista. Mancano professionisti che sappiano fare in modo così artigianale, che sappiano lavorare in modo così artigianale in questo settore. C'è un'alta richiesta da parte delle aziende, c'è un'incredibile richiesta da parte delle aziende a ben retribuire questi operai super specializzati, quindi considerate che questo potrebbe essere un'ulteriore specializzazione che voi potreste dare al vostro percorso. Nico, non so se su questo tu, che di fatto sei un po' la persona operativa che poi hai il polso con le aziende, se ti senti di aggiungere qualcosa o... Ragazzi, cosa ne pensate di questo mondo così come ve l'abbiamo un po' descritto noi? Le domande sono sempre difficili, Lo so. C'è anche l'ITS Moda qui, no? Sapete ragazzi che i più bravi laminatori che noi abbiamo assunto presso le nostre aziende
erano ex sarti o persone che hanno lavorato in aziende del settore tessile. Sembrano due mondi assai diversi, non comunicanti, quello del materiale composito con il mondo della moda. In realtà ci sono degli elementi di familiarità incredibili. In fin dei conti, se pensiamo al taglio dei tessuti, è un po' come il taglio delle pelli. Oppure sapete che nostri ex laminatori, laminatori erano ex produttori di maschere di teatro? Perché anche un operatore che realizza maschere per il teatro lavora su degli stampi, così come un laminatore. Quindi questo è un mondo, questo ad evidenziarvi, che questo è un mondo veramente accessibile e che anche se avete intrapreso dei percorsi apparentemente distanti, in realtà potete ritrovarvi e riconoscervi in questo mondo. Ve l'ho lasciato così come spunto anche di riflessione, perché immagino anche per... Aggiungo soltanto una cosa, che il patentino vede alla fine una certificazione Pearson, Pearson Experis e dall'ARA. Quindi dall'ARA ha messo mano nella progettazione didattica di questo percorso, ha messo il suo bollino di garanzia, di qualità, e si è spesa in prima persona anche non solo per quella che sarà la parte pratica che evidentemente si farà all'interno del percorso a Fornovo, ma proprio fornendo contenuti, validando i contenuti, e quindi quella che alla fine otterrete con questo percorso è appunto un percorso, è una certificazione a tutti gli effetti Pearson dall'ARA. Quindi mi sembrava giusto dirlo, considerata la disponibilità di questa grande azienda. Sul sito di Pearson, ma anche sul YouTube di Experis Academy, vi è un trailer molto interessante di questo progetto, dove dall'ARA ci mette proprio la voce, quindi parlano anche loro, parlano i referenti dall'ARA, e ci sono anche tantissime immagini sia del laboratorio che proprio delle operazioni manuali del laminatore, per cui se siete curiosi, mi dispiace non aver avuto l'occasione di farvelo vedere adesso, ma se siete curiosi di andare a vedere effettivamente come lavoro, di cosa stiamo parlando, andatevi a vedere quei video perché sono molto molto interessanti. Grazie. Davvero grazie a voi, perché credo che insomma al di là della coda rispetto agli sviluppi di natura formativa, che sicuramente è un elemento interessante per chi è in formazione come loro, l'idea che il mondo sta andando in una certa direzione è fondamentale, entri nelle teste di chi sta per affacciarsi al mercato del lavoro. E questo può ovviamente far valutare alcune opzioni poi dal punto di vista formativo, o a livello individuale o a livello di fondazioni ITS, nel senso che abbiamo anche le fondazioni qui, quindi magari ne riparleremo poi a livello di sistema, perché è molto interessante immaginare in un territorio come il nostro, dove le più grandi aziende sport system in Italia operano, ragionare in termini prospettici ci piace. Ecco, ad esempio l'ITS Cosmo Moda, di cui abbiamo parlato un attimo fa, non si occupa di moda intesa come tessile, ma c'è dentro tutta l'articolazione della moda, dalla lavorazione delle pelli, concia. Noi abbiamo il più grande distretto conciario italiano, no? Ad Arzignano, la Valle del Chiampo, fino ovviamente allo sport system, alla parte di appunto sport system, di oggettistica sportiva, scarpe, sci, attrezzatura da montagna, eccetera eccetera. Quindi l'idea era questa, ragazzi, darvi come seme dentro di voi l'idea che il mondo sta andando in una certa direzione, il futuro è già qui, però bisogna saperlo cogliere. Grazie a tutti, grazie ancora davvero, molto interessante, ecco, spero utile. Bene, per curiosità, domande, richieste di approfondimenti, loro sono qua. Noi adesso dobbiamo dare lo spazio alla sessione successiva, perché qua è tutto un tritasassi e quindi si fa così. Grazie ancora.